avere tutti gli appartamenti per gli studenti, invece no. Magari? Vabbè sì, perché Magari. Buongiorno, benvenuti a 7 in punto, ben svegliati. Questa mattina parliamo dei servizi al popolo degli universitari, in particolare a coloro che frequentano l'università a Venezia, perché qui con me ho Piergiovanni Sorato, che è presidente di ESU Venezia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Prima di entrare nel merito delle problematiche, in primis credo che sia quella per uno studente universitario fuori sede di reperire un alloggio a prezzo adeguato e la missione di trovare alloggi, di fornire alloggi è un po' il core business, è un po' il focus dell'ESU, che è l'ente per i servizi all'università. Ci spiega che cos'è ESU? Così facciamo un ripasso. Allora, partiamo dicendo che comunque tutta quella che è la parte del diritto allo studio universitario fa riferimento alla legge 8 del 98, legge regionale. Con questa legge viene istituito quello che è il diritto allo studio universitario e come ESU siamo un'azienda regionale per il diritto allo studio universitario, ovvero siamo l'azienda che fa sì che gli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzo abbiano la possibilità di affrontare quello che è il mondo della carriera universitaria con tutte quelle che sono le possibilità che hanno anche gli studenti che in realtà i mezzi possono averceli a livello personale. Quindi come core business dell'azienda noi abbiamo il benessere dello studente universitario a 360 gradi, quindi dalla residenza alla mensa, all'assistenza psicologica, quello che possiamo fare per quello che è la cultura e comunque l'esperienza di vita, nel nostro caso nella città di Venezia, perché ovviamente Venezia dal punto di vista universitario è una città più particolare rispetto alle altre perché abbiamo 4 atenei con cui fa riferimento, ovvero l'Università Ca' Foscari, l'Università IUAV, l'Accademia delle Belle Arti e il Conservatorio di Musica. Quindi abbiamo 4 realtà che portano studenti sulla città di Venezia e noi cerchiamo e tutto quello che possiamo facciamo per dare la possibilità agli studenti dei 4 atenei nel poter sfruttare al meglio la loro esperienza universitaria a Venezia. Che poi non è solo Venezia, perché oltre ad avere 4 atenei a cui fare riferimento che insistono come sedi nel centro storico, quindi in Laguna, ma c'è anche la sede di Mestre che sta implementandosi e arricchendosi, quindi la richiesta di servizi da parte degli studenti credo che sia una richiesta variegata, un po' più complessa, no, rispetto ad altre città. Ma comunque la parte universitaria di Mestre è legata sempre a quella che sono gli atenei veneziani, per cui è solamente un dislocamento di quello che sono le varie realtà degli studi. Su Mestre abbiamo Via Torino col campus universitario che sta sviluppando come polo scientifico, quindi si sta portando quella che è la parte scientifica su una realtà che è quella di Mestre, ma l'obiettivo dell'università è comunque gravitare prevalentemente sul centro storico di Venezia. Quindi. Però è vero anche che gli studenti, se devono comunque frequentare a seconda dei loro corsi di studio delle lezioni a Venezia oppure devono frequentare a Mestre, probabilmente hanno richieste di alloggio e residenzialità diverse.
Lascia stare che comunque da sempre, no? Come parliamo della residenzialità, ci sono situazioni non solo in centro storico ma anche diffuse nel territorio, cioè Marghera piuttosto che Mestre. Quindi come gestite? Avete come funziona? Se uno studente fuori sede, perché deve stare a Venezia e un altro viene invece dirottato su Mestre? C'è una vicinanza all'università che frequenta? Al corso di studi? Noi stiamo cercando di avviare come ESU proprio quella che è uno spostamento più vicino alla sede dove il ragazzo studia, in maniera da velocizzare i suoi spostamenti, renderli meno problematici, anche se problematici non sono, ma facendo vivere meglio la sua vita universitaria. Noi attualmente abbiamo preso un accordo con l'Università Ca' Foscari per la gestione di tutta la nuova residenza di Via Torino e con Ater sempre nella zona limitrofa a Via Torino, proprio per cercare di favorire quella che è lo studio nel polo scientifico. Ovviamente noi comunque il posto letto lo dobbiamo dare agli studenti, quindi abbiamo residenze e appartamenti su Venezia. Ovvio che Venezia ha una realtà particolare rispetto a quella che può essere un'altra città, quindi reperire alloggi, residenze è più difficoltoso, quindi dovendo comunque dare assistenza o fornire l'alloggio, dobbiamo anche noi spostarci per recuperare altri posti letto, quindi viene naturale comunque restare in quella che è la città, magari possibilmente restare più vicino possibile a Venezia. Infatti Via Torino è subito al di qua del ponte, come si dice, quindi per lo studente non è troppo problematico comunque anche raggiungere Venezia, però l'idea è quella di portare in un futuro breve quello che è lo studio vicino alla sede dove cioè l'alloggio vicino alla sede dove si studia. Riuscite a soddisfare la richiesta? Perché lei diceva noi veniamo incontro a chi non si può permettere un alloggio in regime, chiamiamolo così, privato, ma che sia meritevole, perché credo che ci sia anche una questione di reddito semplicemente o anche di rendimento dello studente, e quindi con i tempi che corrono ritengo che siano di più gli studenti che fanno richiesta, che rientrino magari nei requisiti per avere un alloggio ESO. Sì, allora, la possibilità di chiedere borse di studio è stata modificata a fine dell'anno scorso, aumentando quello che è il reddito ISEE per richiedere la borsa di studio, e sono state modificate anche delle quote proprio di borsa di studio che viene erogata, e come ragazzi che possono avere diritto a questo. La particolarità è che noi comunque dobbiamo fornire o dovremmo riuscire a fornire alloggio per tutti i richiedenti, ovviamente a prescindere dal reddito, a prescindere no, che rientrano nella vincitori di borsa di studio. Praticamente viene aperto un bando di concorso da luglio, agosto, non mi ricordo, a metà novembre, dove vengono fatte tutte le richieste da parte degli studenti inviando tutta quella che è la documentazione. E una volta chiuso questo bando viene preparata la graduatoria. Ovviamente si va a scalare, tutti i ragazzi vengono contattati e ESU deve cercare di fornire a loro quello di cui hanno bisogno. Ovviamente alzando quella che è l'asticella dell'ISEE sono aumentate le borse di studio, sono aumentate le richieste, però non riusciamo Infatti, se non sbaglio c'era proprio la regione, diceva che c'era tipo un deficit di 20 milioni di euro per poter far fronte a tutte le legittime borse di studio. Esatto, si sta comunque cercando di riuscire a reperire quelli che sono i fondi.
questa è la parte economica, però ovviamente lo studente non guarda tanto la parte economica, ma dice l'alloggio. A me aspetta l'alloggio, io voglio poter studiare a Venezia, datemi la possibilità di studiare a Venezia. Per quello stiamo cercando di aprire maggiormente quella che è la rete di ESU, per riuscire a trovare degli accordi, delle convenzioni con anche altri enti, e questo secondo me è quello di cui ha bisogno Venezia, creare una bella collaborazione tra tutti gli enti che gravitano sulla città per fornire quella che è la possibilità a Venezia di rimpinguare un po' anche quello che è l'abitante del centro storico, perché il turista è un turista che sta 3, 4, una settimana. Lo studente universitario ti sta da settembre a luglio, magari se hai ancora l'appartamento ti sta anche agosto, però ti garantisce 5 anni. Noi abbiamo le università che hanno una grande propensione alla crescita in questo momento, e il loro obiettivo è raddoppiare nei prossimi 3-4 anni. Quindi... E mi scusi, con le istituzioni che tipo le diceva creare rapporti, stiamo costruendo una rete, quali sono queste realtà con cui cooperare? Perché credo che a Venezia vi scontriate appunto con la difficoltà di reperire alloggi, perché sono quasi tutti destinati al turismo, no? È difficile che uno dica, beh, preferisco avere uno studente. Ad esempio, abbiamo un ottimo rapporto con Ater, ovviamente non gli alloggi non ERP, quindi non residenza pubblica, quindi tutti gli alloggi non ERP dove possiamo creare, però l'obiettivo nostro è quello di andare a creare non una residenza diffusa su larga scala, ma cercare di recuperare tutti degli alloggi dove si creano dei mini campus diffusi, però in quelli che sono i vari sestrieri di Venezia. E con questo ottimo rapporto stiamo ottenendo quelli che sono dei buoni risultati. Infatti su Mestre entro settembre l'anno prossimo, dico su Mestre perché ne abbiamo parlato prima, su Mestre andiamo a chiudere circa 250 posti per gli alloggi studenti recuperati con questi rapporti. Adesso si stanno facendo anche altre recuperi analisi di vecchie case dello studente che state insomma cercando di ravvivare, tra l'altro anche in un progetto di riqualificazione di quartieri, no? Perché andare a recuperare, penso ad una casa dello studente a Marghera, nella via famosa, via Fratelli Bandera, vorrebbe dire creare una riqualificazione di quell'area, anche interconnessa, se vogliamo, con via Torino, no? Con il campus studentesco, e anche con gli ostelli che sono in quell'area, in qualche modo che rappresentano, no, tutto un filone dedicato alla gioventù, oppure a una forma, se vogliamo, di approccio sia al turismo che alla città di un certo tipo. Allora, facendo riferimento a quello che è un po' la prima parte, sì, l'obiettivo è quello di andare a recuperare quelli che sono vecchi edifici con problematiche, ristrutturandoli e cercando di recuperare posti letto. Come Venezia si è partecipato a quello che è il quinto bando della legge 338, che era stata cofinanziata anche con dei fondi del PNRR, per la realizzazione di nuove residenze, non nuove residenze dal punto di vista costruttivo, ma recupero di edifici. Dovrebbero uscire le graduatorie, non so la tempistica, ma credo massimo inizio l'anno prossimo, e con queste ci sarà la possibilità, se Venezia riesce a accedere a questi due bandi, con le due università, IUAV e Ca' Foscari, di alzare quello che è il posto letto, la quantità di posti letto tra i 500 e i 600 posti. Quindi ci sono grandi margini di crescita e ovviamente dobbiamo riuscire a soddisfare tutta questa richiesta. Recupero di quelle che sono le zone un po' più degradate, diciamo così, è comunque un obiettivo di ESU, perché
fa sempre parte di quel famoso concetto che oggi si usa di rigenerazione urbana. Ovviamente andando a innestare su situazioni un po' complesse, complicate, andando a innestare quelle che sono delle facce giovani, una sorta di piccola grande famiglia di studenti universitari, crea quella che è anche una qualità di vita diversa rispetto al quartiere. Quindi sì, stiamo cercando di dare una mano anche alla città di Venezia in questa maniera, proprio cercando di recuperare situazioni anche un po' più particolari con gli studenti universitari. ESU non è solo però ricerca di alloggi, ESU, in particolare ESU Venezia, ha anche due vocazioni: l'attenzione all'humanitas, chiamiamola così, all'individuo, allo studente inteso come persona, quindi che studia, che si forma, e c'è molta attenzione anche da parte vostra, credo in linea con quella che è l'elemento dominante dell'università veneziana. C'è un atteggiamento legato all'internazionalizzazione che la città stessa in qualche modo propone, offre, perché è comunque un crogiuolo, no, di interscambi, anche se veloci, ma insomma tutto il mondo passa per Venezia. Ecco, come state facendo sotto questo profilo, sia sotto il profilo dell'accoglienza, dell'assistenza, del supporto allo studente, per permettere che possa arrivare, no, al termine del ciclo di studi, perché uno dei problemi probabilmente che hanno le università italiane è quello che tanti si iscrivono e poi chi arriva al traguardo è una risicata minoranza, perché va anche detto che per traguardo intendiamo anche, senza nulla togliere alle lauree brevi, però è il percorso quinquennale, no? Se poi si vuole avere una specializzazione da spendere anche all'estero, anzi non è sufficiente la quinquennale, la magistrale, si deve ricorrere anche ai master. Ecco, che cosa fate in questo senso, sia di supporto allo studente nel suo percorso, chiamiamolo così, professionale e formativo, e questa visione di internazionalizzazione? Quanto tempo ho ancora? Ancora 13 minuti, Okay. Sono tutti suoi. Allora, è una domanda molto ampia, vediamo se riesco a essere breve. Allora, cosa fa ESU per gli studenti? Allora, ESU è spesso conosciuto solamente come alloggio studenti e mensa universitaria. Sì, diciamo che sono le due parti più visibili, ecco, di quello che anche fa, primarie, se vogliamo, di i quello bisogni che fa, primari. di quello che fa ESU. Abbiamo però tutto quello che è il mondo che sta dietro, quindi l'assistenza per, faccio l'esempio, è un vanto per ESU Venezia, quello che è l'ufficio Cuori, ovvero che è il centro per l'assistenza psicologica allo studente, ovvero tutte quelle problematiche legate all'ansia da prestazione per gli esami, la difficoltà nella preparazione degli esami, difficoltà di stress e problematiche anche dal punto di vista alimentare. Noi abbiamo un ufficio che è dedicato proprio nello specifico a quella che è l'assistenza allo studente. Faccio una piccola parentesi per questo, portando un po' quello che è anche lo sviluppo che ha avuto questo servizio negli ultimi anni. Le problematiche psicologiche ci sono sempre state, quindi non è che abbiamo novità o cose nuove. Ovviamente però prima della pandemia c'era una vita sociale diversa e il ragazzo era portato a vivere molto di più la socialità e quindi spesso si riusciva a fare gruppo di studio assieme e molte problematiche venivano affrontate con il gruppo di compagni universitari. La pandemia ha portato una chiusura, quindi ragazzi che purtroppo hanno cominciato l'università
e l'hanno finita dentro casa laureandosi davanti al computer. È terribile laurearsi davanti al computer. Ricordando quelli che sono i miei anni universitari, non so come... Credo che sia una cosa io che mi ricordo la discussione in maniera anche quella tensione, effettivamente laurearsi attraverso un monitor non ti dà la stessa esperienza di vita che ti dà la vita sembra una cosa così un po' un surrogato, ecco. Esatto. Quindi tutti questi servizi qua, da prima pandemia al post pandemia, hanno raddoppiato i numeri. Problematiche anche diverse, però diciamo che le principali sono sempre rimaste, ma ha raddoppiato i numeri. Vuol dire che effettivamente c'è una difficoltà da parte dello studente universitario, e non solo, è che ovviamente noi, trattando quella che è la parte universitaria, abbiamo a che fare con loro nel superare alcuni problemi che magari prima potevano essere affrontati in maniera molto più semplice o più in compagnia. Dopodiché noi in realtà abbiamo anche come ESU tutta la parte legata alla cultura, perché ovviamente siamo a Venezia, siamo nella città più bella del mondo, una città che ha storia millenaria, e quindi lo studente che viene a Venezia viene per l'università e anche per la città, e quindi quello che noi dobbiamo fare è fornire loro quella che è tutta la possibilità di accedere alla cultura veneziana e non solo. Con il Teatro Stabile del Veneto noi ad esempio abbiamo stretto un accordo su cui ESU investe una parte di capitale, ma è un investimento, perché cultura è un investimento non tangibile ma personale della persona. E con la cultura alla fine si mangia, che negli anni 90 si dicesse che con la cultura non si mangiava, oggi per fortuna c'è una rivisitazione dell'importanza della cultura, perché la cultura poi è alla base di qualsiasi, credo, specializzazione. Anche un lavoro che magari può essere ritenuto, tra virgolette, manuale, oggi necessita della competenza culturale sottostante. Non puoi prescindere. No, secondo me. No, non puoi prescindere, perché comunque la cultura è quella che ti fa affrontare comunque anche un discorso, anche un problema con logica, una mentalità e una logica diversa, sì, e certo. Quindi è fondamentale per la crescita della figura, e noi dobbiamo dare anche questo, perché ESU è anche questo. E tornando al discorso, noi siamo riusciti, abbiamo questo accordo con il Teatro Stabile che ci permette di mandare lo studente universitario a teatro pagando 3 euro. Quindi col costo di uno spritz il ragazzo può andare a vedere qualsiasi spettacolo organizzato nella stagione teatrale. Abbiamo anche la possibilità dell'abbonamento, per cui comunque lo studente è... L'assistenza psicologica, la promozione della cultura sono iniziative rivolte a tutti gli studenti, a prescindere dal reddito, o ci sono sempre dei requisiti per poter fruire? Basta essere iscritti all'ESU? All'ESU, avere la tesserina, come una volta proprio. Praticamente. È un momento di armacorte, mi perdoni. E poi sì, altre cose, perché mi interessa tutta questa pagina. ESU da questo punto di vista sta comunque cercando di avviare anche tutta quella che è una serie di collegamenti tra le varie case dello studente, nel senso, dal punto di vista culturale abbiamo tante iniziative, però stare a elencarle tutte faccio un po'. Abbiamo 7 minuti e dobbiamo parlare anche di questo aspetto dell'internazionalizzazione. Noi quello che cerchiamo di fare, siccome lo studente universitario, come ho detto prima, ha difficoltà nella socializzazione, alcune volte difficoltà nella socializzazione, però sfruttiamo la residenza universitaria per dare anche un'esperienza di vita. Aggregativa. Bravissima. Quindi noi cerchiamo di fare un po' comunità con tutti i ragazzi che sono all'interno delle residenze universitarie, per rendergli ancora più indimenticabile quella che è l'esperienza. Allora, ti forniamo la mensa, ti forniamo l'abitazione, l'assistenza psicologica, la cultura, tu studi, ma è anche vero che tu crei una seconda famiglia con i tuoi compagni di vita e di combricola in residenza. Quindi stai attenti alla qualità della vita degli studenti. Assolutamente sì, quello è fondamentale.
Parliamo dell'altro invece, visto che... L'internazionalizzazione, perché è vero che è una caratteristica, lo dicevo prima, credo che lei possa confermare, dell'università veneziane, forse per una vocazione all'internazionalizzazione, per la storia, eccetera, Marco Polo è partito da Venezia non a caso, di questa vocazione internazionale, sia attrattiva di studenti che arrivano da tutto il mondo, sia che esporta studenti attraverso delle connessioni. Allora, come ha detto lei prima, Venezia dal punto di vista internazionale è una città che non è ultima a nessuno. Venezia è internazionale da sempre. Una volta si utilizzava il veneziano come l'inglese, quindi voglio dire, è proprio una vocazione della città, quella di ospitare culture diverse e aprire le proprie porte a quelle che sono le varie figure provenienti da tutto il mondo. Quindi lei già di natura ha una natura internazionale. Le università di Venezia oggi stanno cercando di aumentare ancora di più quella che è l'internazionalizzazione, perché ovviamente più aperte sono le porte, più hai la possibilità e più sono i servizi universitari e legati a quella che è anche l'assistenza di diritto universitario che fornisci, più aumenta anche l'appeal che hanno le università nel panorama europeo e non. Faccio una piccola parentesi, la rettrice Lipiello di Ca' Foscari è diventata la presidente di un'associazione di università a livello europeo con la quale riescono a creare una rete di rapporti in cui questi studenti riescono a muoversi in maniera più semplice e più veloce all'interno del panorama universitario. Noi come ESU Venezia abbiamo aperto quella che è un po' la strada dell'internazionalizzazione del diritto allo studio, facendo un po' da capofila per quello che è il diritto allo studio internazionale. L'anno scorso abbiamo ospitato il primo convegno in Italia per quello che è EXTA. EXTA è l'European Council for Students Affairs, ovvero il diritto allo studio europeo. Cioè il diritto di studiare un po' dove pare, anche 2 esami di qua, 3 esami di là, una cosa di questo genere, con dei periodi misti? Non proprio, allora, quello è l'Erasmus, ok? Quindi hai l'Erasmus 6 mesi, 9 mesi. Quello che fa il diritto allo studio europeo è fornire il diritto agli studenti che ne hanno diritto in tutto quello che è il loro percorso, perché non è detto solo Erasmus, ma tu puoi anche iscriverti all'università in Norvegia, in Spagna, dove vuoi. Quindi un'equiparazione, una specie di Schengen universitario, si può dire. Non so se il parallelismo è improprio. Una internazionalizzazione dello studente a livello europeo. Quello che come Venezia abbiamo la fortuna di avere è che abbiamo anche il vicepresidente di questo ente, che è anche il direttore generale di ESU Venezia, che è il dottor Stefano Ferrarese. Quindi abbiamo comunque il contatto diretto per riuscire anche a creare questa rete di rapporti a livello europeo. Oggi come ESU Venezia ospitiamo una figura che fa riferimento a EXTA e che sta creando quello che è un po' il sistema di EXTA e di Venezia su quello che è il diritto allo studio. Quindi siamo fortemente votati anche a quella che è l'internazionalizzazione, soprattutto perché c'è la necessità di aprire Venezia in maniera particolare a quella che è tutta la vita universitaria, ma soprattutto post. Quindi se noi forniamo un buon diritto allo studente universitario nostro, ma abbiamo anche un ottimo diritto per lo studente universitario che viene da un altro paese, magari su quella che può essere una
1-2% di studenti universitari che si possono fermare su Venezia perché trovano del lavoro post laurea, abbiamo un po' raggiunto il nostro obiettivo, che è quello di creare una nuova linfa per alla una nuova città, residenzialità. una nuova residenzialità su Venezia. Quali sono gli ultimi progetti a cui state lavorando? Perché abbiamo 50 secondi, però insomma è sempre un infieri, no, il vostro? Allora, noi abbiamo un progetto che secondo me potrebbe diventare un fiore all'occhiello per quello che è la città di Venezia, ovvero non solo lo studente fuori sede è uno studente che ha bisogno di una mano, ma anche il pendolare. Il pendolare che ha 40 minuti di treno da fare per arrivare a casa, quindi hai 2-3 ore buche di lezione e dove stai? Stai al bar o vai in biblioteca, ma non hai un posto dove creare un po' di socialità senza dover o per forza spendere soldi o per forza stare in silenzio perché devi in biblioteca, insomma, devi tenere un certo tono di voce. Quindi come su Venezia stiamo cercando di creare un centro per quella che è tutta la parte dello studente universitario che ha bisogno di vivere Venezia da studente senza dover pesare in maniera particolare sulle tasche dei genitori. Quindi una sorta di centro ricreativo? Una sorta di centro studi dove abbiamo la possibilità di fornire vari servizi, un centro servizi. E questo centro servizi avete già pensato dove potrebbe essere collocato? Le faccio tante domande. A Venezia. Grazie. No, avete già individuato? Abbiamo individuato quella che sarà la sede. In centro storico? È in centro storico perché comunque è fondamentale, visto che comunque le università svilupperanno nella maggior parte l'attività nel centro storico. Cerchiamo e daremo questo servizio nel centro storico. E sono in aumento gli studenti a Venezia? Allora, le università hanno l'obiettivo di raddoppiare quello che è il numero di studenti entro i prossimi 3-4 anni, quindi da 24.000, 25.000 circa che sono oggi, arrivare attorno ai 50 per il 2026. E quanto sono importanti i vostri servizi per riuscire in questo intento? Perché poi voi siete il supporto a questa attività. Noi siamo in supporto all'attività dell'università, che è quello che dobbiamo fare come ente pubblico. È fondamentale il nostro lavoro perché ovviamente più aumentano gli studenti, più aumentano gli servizi, più aumentano i servizi, richieste, più noi dobbiamo recuperare quelle che sono le risorse. Quindi è fondamentale tutto quello che stiamo facendo oggi perché dobbiamo essere pronti a qualsiasi sviluppo senza trovarci in difficoltà come ci siamo trovati nell'ultimo anno nel recuperare anche solamente alloggi. Però è un investire nel futuro di tutti. Ha detto giusto, è un investimento. Io ringrazio Pier Giovanni Sorato, presidente di ASU Venezia, ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina. Torniamo domani mattina con 7 in punto, altri ospiti, altri temi. Grazie, arrivederci.